Buon pomeriggio amici e amiche amanti di sport iseri. Oggi dal campo in diretta del 3 Calcio 5 la prima sfida della stagione che vede di fronte gli uomini del presidente De Simone scendere in campo per la prima volta. Ricordiamo infatti una società emergente, affrontare una delle corazzate non di questo campionato, perché ricordiamo oggi si tratta chiaramente di Coppa Italia, Coppa quindi di C1. Condizioni climatiche, in questo caso del caldo, non ci permettono di poter disporre del proprio dispositivo in maniera perfetta. Intanto Cao cerca subito la giocata, quindi un piccolo surriscaldamento allora ad Antonio Calò di trovare la porta, però si era comunque liberato bene. Di Grazia, ecco ancora Calò che cerca il primo palo con Gaiano, la tocca e poi la tocca anche per ultimo Di Grazia, visto per il 27 per Calvaruso, quindi Scalavino illumina il campo, poi cerca il taglio in mezzo, palla invece su Girgenti con la punta e la sblocca Salvatore Girgenti ed è 1-0 appena entrato, a braccio in panchina con il tecnico, se non sbaglio, no, con Giovanni Salerno, che tanto oggi compie pure gli anni. Comunque forse un modo per dire tanti auguri al proprio compagno Girgenti, quindi si presenta così col primo pallone toccato per Roberto Zapparata. Calvaruso cerca la conclusione, palla che non termina fuori, si appoggia, Scalavino calcia, palla che termina fuori, Gaiano dice ai compagni non lo fate calciare, presso il portiere Gaiano. Di Salvo, buona questa palla per Poma che guarda il secondo palo e arriva effettivamente puntuale come sempre Dario Cirincione. Posto di Carmelo Di Grazia che comunque stava giocando una grande partita. Calvaruso si gira, calcio! Calvaruso fa tutto perfetto, si gira e la mette sul primo palo, non può nulla Gaiano, forse un po' incolpevole perché è apparso forse un po' in ritardo, ma con questo caldo credo che fosse complicatissimo riuscire a intervenire in maniera corretta. Nel frattempo il risultato cambia ancora, restivo. Scalavino, le finte, rischia tanto, poi vince anche il rimpallo. Scalavino guarda la porta, allarga il gioco, Calvaruso orienta, Calvaruso! Ed è... non è... no, perché quando è uscito sembrava quasi gol per Calvaruso, ma la rete che si è mossa effettivamente sembrava per Calvaruso, che è sempre uno dei più pericolosi. Punta Di Salvo, vuole il destro, poi sul sinistro, ancora sul destro, Calvaruso! E questa volta è un super gol per lui, tutto regolare, 3-0, Trisse a braccio con la panchina. Come dicevano, ha detto che chi ben comincia è un po' a metà dell'opera. Diciamo che possiamo dire effettivamente la stessa cosa per il 3 Calcio 5 che si sta presentando benissimo. Pressione che non arriva adesso, Calvaruso allarga il gioco, sbaglia il passaggio, Di Salvo capisce tutto, vuole il destro, può calciare, allarga il gioco, Sciacchitano finta la conclusione, poi Di Salvo! E la riapre, chi se non lui, chi se non Roberto Di Salvo, che fa 3-1, partita riaperta, ma magia perfetta e assist grandioso da parte del capitano Carmelo Sciacchitano. E qui sta Bagheria. Ecco Scianna, ottimo qui Callo che recupera il pallone, Calo calcia verso il primo palo, ma c'era Girgenti che ruggisce dentro l'area di rigore. Adesso Poma, palla imbucata per Di Salvo, Calvaruso, Calo guarda la porta, palla al secondo palo, Calvaruso ancora! Tocco sotto perfetto, poi rimane anche giù nello scontro con Gaiano, ma comunque il gol rimane, dunque 4-1 dopo soltanto pochissimi secondi. E chi se non lui, Cristian Calvaruso, effettivamente l'avevamo anche detto, un giocatore sempre più importante e provvidenziale per questa formazione. Girgenti con il tacco, va a girarsi, Di Salvo, buono qui il suo lavoro, poi Scalavino con la punta, cerca di anticipare. Gancia con la suola, le finte, destra e sinistra, poi sinistra, Scalavino con la punta, lascia lì, Calvaruso la finta, Calvaruso! E poi Gaiano due volte a negare il poker a Calvaruso. Non vuole dare più punti di riferimento lì in avanti e difende molto bene. Intanto Calò riesce a sgusciare via, Calò! E 5-1, Antonio Calò! Esultanza verso ovviamente i cari tra il pubblico e poi il bacio verso la telecamera, fa 5-1, quindi Antonio Calò che si è autolanciato, stavamo lodando effettivamente la buona uscita della difesa. Sbaglia ancora Scianna, forse molto stanco, Calvaruso doppio passo, rimane a terra, non arriva a terra, poi cerca il conclusione verso la porta, c'era Scalavino, questa volta lo poteva servire sicuramente, sempre Scianna, allarga il gioco, Campagna, larga verso Sciacchitano, le finte sul sinistro, Sciacchitano e poi Norfo. Di Grazia, 1-2 perfetto con Scalavino che cerca la porta e Gaiano mette ancora una volta la mano, Salerno invece di dire al compagno di servirlo. Allarga il gioco, Scalavino, le finte, taglia verso il centro del campo, Scalavino, 3 contro 2, palla su Caruso, secondo palo, Salerno!
e segna anche lui nel giorno del suo compleanno ed esultanza verso la telecamera. Risultato di 6-1, ma grande palla di Caruso che appena entrato è stato lucidissimo, anziché cercare la porta. Magari anche un po' la pazzia dei 19 anni potrebbero portare il ragazzo a tentare. Intanto ci tenta Sciacchitano. Parlavamo della giovane età di Bisesi, classe 2004, ma non bisogna mai dimenticare quella di Carmelo Sciacchitano, classe 86, che si inventa da solo un super gol e riapre la partita. 6-2 risultato. Ancora Di Salvo con Caruso che cerca di infastidire Di Salvo. Sciacchitano, le finte sul destro, Sciacchitano! Super gol ancora una volta, finta col sinistro, rientra sul destro e poi tocco morbidissimo, batte Norfo. E qua tutta l'esperienza del capitano, maglia numero 9, Carmelo Sciacchitano, che è l'ultimo a mollare. 6-3 risultato. Girgenti gli dà fastidio fino all'ultimo, tocca quel poco che basta per mettere il pallone in rimessa laterale. Sarà comunque offensiva. Di Salvo cerca la conclusione, si distende Norfo. Bisesi dice ai compagni che non ci sono movimenti. Di Salvo, adesso Scianna poteva allargare il gioco, la finta sul sinistro, Scianna! E Norfo si supera questa volta attraverso una pressione fatta in maniera perfetta. Il compagno Calò sbaglia l'anticipo Poma, Calò c'è accanto a lui Scalavino, arriva il gol anche per lui, bacio verso il pubblico e poi l'abbraccio con Antonio Calò. 7-3 e ci eravamo andati veramente vicinissimi a commentare il gol del 7-3 al ritorno davanti proprio pubblico, davanti ai propri cari. Tempo, finisce anche la partita, 7-3 risultato, vittoria per il Treme Calciacevole che si presenta così davanti al proprio pubblico, si presenta così alla prima stagionale, alla prima soprattutto di questa nuova società, ricordiamo creata dal presidente Angelo De Simone.